telespettatori, buonasera e ben ritrovati ai itinerari turistici. Il nostro viaggio itinerante oggi passa per Campo San Martino, piccolo e bel paese del Veneto centrale. A 20 km da Padova si raggiunge attraverso la Valsugana che da Padova passa e va a Cittadella. Oggi qui con me il sindaco Dario Tardivo. Buongiorno Dario, buongiorno Ida, buongiorno e un saluto a tutti i telespettatori. Siamo qui a Campo San Martino in questa splendida piazza sotto lo sguardo del nostro santo patrono San Martino, una delle 900 chiese in tutta Italia dedicate a lui e al suo nobile gesto di donare il suo mantello militare al povero bisognoso. Un affresco di cui voi andate molto fieri. Noi andiamo fieri di questo affresco e fieri del gesto, del significato che rappresenta per tutti i cittadini di Campo San Martino. Questa è la piazza centrale di Campo San Martino. Qui fanno tappa molti alunni delle scuole, con i pullman arrivano in pullman. Le scolaresche vengono a visitare questa piazza, parcheggiano i loro pullman per vedere il Museo della Civiltà Contadina. Un museo di cui voi andate orgogliosi, ben 300 pezzi, il più numeroso d'Italia. Che tipo di museo è? È un museo nato dalle donazioni liberali dei cittadini di Campo San Martino e di tutti i territori qui del Veneto, un museo che vuole rappresentare la storia del nostro territorio veneto in un momento difficile. Molti i tesori nascosti però di Campo San Martino, bellezze naturali. Sì, Ida, abbiamo molti tesori a livello naturalistico ambientale. Abbiamo il parco della Villa Breda, abbiamo la pista ciclopedonale dell'Ostiglia, abbiamo i bagni del sole e abbiamo tante altre belle realtà enogastronomiche. Qui una famiglia può veramente venire giù in bicicletta e poi vedremo, e rilassarsi, oppure passare una bella giornata, una bella domenica o addirittura un bel weekend. Un bellissimo weekend nelle nostre realtà naturalistiche e ambientali o anche sfruttando i nostri ristoranti e le nostre attrazioni turistiche. Allora partiamo dal museo. Andiamo. Eccoci qua. Sindaco, chi abbiamo qui? Eccoci qui con Giancarlo e Paola, fondatori e guide del museo. Siete bellissimi. Allora io so che tipo di abbigliamento è il vostro. La Gavemo e Gaeosse, vero? Gaeosse o Sgalmare? Hai dato nomi. È il capeo? È il capeo, sì. Il capeo? È il GE, l'orologio da taschino. L'orologio che il gheseno l'è finto. E qua invece abbiamo i scalzarotti insieme coi Socque. Coi socque, le socque, i scalzarotti. Abbiamo il fassueton in testa, la traversa. Tabarin. E il tabarin è a sesta dei ferri. Sta per lavorare, sì, perché quella donna ha sempre qualcosa da fare. Questi sono tutti pezzi originalissimi dei primi del Novecento, come originali sono tutti i pezzi che ci sono qua dentro. Questi qua dentro di sicuro. Qui siamo al primo piano del museo, partiamo Sì. con cosa? Con i banchi da lavoro che c'erano una volta, per esempio questo è un banco da falegname, qui sopra abbiamo la mostra degli attrezzi dei mastri bottai che avevamo a Campo San Martino, costruivano botti e i mastelli, quelli per fare il bucato. Perché una volta si faceva il bucato sul masteo. Qui abbiamo il deschetto del ciabattino, cioè il giustascarpe. Lume per vedere che al buio alla sera. Questo qui andava o a petrolio con lo stoppino, oppure mettevano anche una candela se non avevano petrolio. E qui abbiamo un altro banco da lavoro però di una casa contadina. Questa è una delle più diffuse e conosciute, è la macchina sgrana panoce, cioè a macchina. Perché una volta erano importanti le panocce, il gran, perché c'erano gli magari su generazioni di persone con la polenta, se non che era la polenta era 2 ore. Qui invece c'è una seminatrice manuale, diciamo, nel senso che era trainata da un animale e di dietro c'era il contadino che alzava e abbassava la leva per far scendere i semi e chiudere quando erano al termine del campo, non come adesso col trattore, con l'autoradio e la cabina. Ma sa, è proprio bello sentirla parlare, che ci racconta queste cose che lei comunque ha vissuto. Perché mica correvo drio da boccia, qui arava i campi, mi ero drio a macchina che correvo drio, no? Mi diceva il sindaco che i ragazzi delle scuole quando arrivano qua poi escono entusiasti dai suoi racconti. Sì, vanno fuori e dopo
entusiasmano anche i genitori che per colpa dei mass media e della televisione si sono dimenticato quello che hanno vissuto. Gli rinfrescano la memoria ai bambini. Certo, quindi Con le loro ricerche, con la maestra che li aiuta, eccetera. E poi ritorna la curiosità, per cui poi magari durante le feste patronali o occasioni varie vengono qui a rivedere un po'. A rivedere un po' tutto e portano anche gli amici. A ritornare giovani, diciamo, ecco. Qua siamo al piano superiore. Sì. Partimmo da Carosea. Sì, la carrossea questa era già una carrossea nobile, cioè da gente che aveva un po' di soldi, insomma, perché in metallo non ne esisteva poche. Quel lettino, dopo qua che era il bacile per darsi una sciacquata la mattina presto, d'inverno era già sa, bisogna rompere il giasso per lavarsi. Sul Cain, sì. Qua che c'è un piccolo esempio di giocattoli che era allora, no, chi poteva, per esempio questo si è fatto con lo stelo di una pianta di mais. Questa quasi a Slissegaroia, a Slitta per esempio. Paneve. Palgiasso. Sui fossi si andava. Quando nei fossi l'acqua ghiacciava, si calava giù questa e poi con due pezzi di legno con un chiodo in punta si puntava sul ghiaccio e ci si spingeva, si scivolava. Qui abbiamo il tavolo del norcino, quando si diceva se faceva sul maschio, si insaccava il maiale. Quelli che sono tutti gli attrezzi, le trafile, i coltelli, eccetera. Il gioco delle bocce è fatto, bocce di legno di ebano, fatte a mano, col pallino di acciaio che è una palla di cannone, di cannoncino. Qua abbiamo i ferri da stiro, una volta il disco era diverso, perché qua cosa che andava. Noi essendo che a corrente bisognava tirare fuori le bronze dalla stua e metterle dentro, con il discorso che ogni tanto una piccola particella di cenere volava fuori dai buchi e faceva un bel segno nero sulla camicia bianca. Bellissimo. Ecco. Tutti i tipi di socui? Socui, gaiosse, sandaetti vari. Tutti i tipi di biciclette, pare bicicletta della Taro. Bicicletta, questa qui ha un secolo. Notare le manopole in legno, una delle prime biciclette della ditta Atala di Padova. Rizzato Atala, sì. Pensa un po'. È a misura da Toitro, Palvin? La misura che era quella che i contadini dovevano dare un tot di misure in mezzadri al padrone, e il vimpi buon, no quello pindai in aseo, quello buon. Queste sono cose che si sono perse nel tempo, ma una volta i mezzadri dovevano dare un tot della loro produzione. Esatto, perché era il fattore che li tendeva, che nascondesse la roba più buona, e gli doveva dare minimo metà, e addirittura mi risulta che era anche la terza dria. Qui messi peso, si teneva un terzo loro e 2 terzi il padrone. La salute! E questa era l'ombra col gotto di vin. Perché si chiama ombra? Si chiama ombra perché, diciamo 2 secoli fa circa, a Venezia, sotto il campanile di San Marco, di fianco c'era una mesita di vino e si andavano a bere questi bicchieri più o meno di questo formato. Essendo la mesita all'ombra del campanile, per antonomasia venne il discorso della parte per il tutto che andare a bere l'ombra era andare a bere il bicchiere di vino. Questa è una riproduzione fedele di una cucina di una volta, vero? Cosa c'era nella cucina di una volta? La cucina di una volta che c'era la credenza, naturalmente. La cucina economica. Cucina economica dove si usava tutto l'anno per farla mangiare. Certo, ci si riscaldava con la cucina economica, oppure c'era la stalla con gli animali dove si faceva il fiò. A fianco della cucina c'era anche la cassa dell'acqua, per cui avevamo sempre l'acqua calda tutto l'anno, capito? E il panaro per tirare a pointa. Il panaro, siccome appunto erano tante le bocche da sfamare, il panaro era grande. Il panaro grande, si mangiava cosa col panaro grande? Si mangiava pointa e ringa e sardeon. Si tocciava a testa del sardeon e si mangiava pointa e basta e picchiato. È
Elena, da dove arriva sto vino, Marago? Questo vino, cara Ida, arriva dalla nostra vinicola. Noi abbiamo una tradizione vinicola molto importante perché abbiamo una villa che tra l'altro era anche una scuola di volo in tempo di guerra, che ha un terreno molto ampio con dei vigneti e produce dell'ottimo vino. Oltre a questa vinicola abbiamo anche la Penisola, che è proprio qui vicino a questo museo, che ha da poco cominciato a produrre il proprio vino, e oltre a questo anche un'altra azienda molto famosa, la Vinicola Caccaro, sempre in un'altra zona, Marsango di Campo San Martino. Dentro al museo, la sala iconografica del paese. Come è nato questo museo? Beh, è nato principalmente per l'opera e l'iniziativa del presidente parroco Don Alfredo Neri, che ha avuto l'idea appunto di risanare, risistemare questa splendida costruzione che era in abbandono, e noi, appassionati di cose vecchie, delle tradizioni eccetera, gli abbiamo chiesto se ci poteva lasciare quell'ala rustica per fare un piccolo museo. Sindaco, qui abbiamo le foto con i bagni di sole. Sì, questo museo offre anche questa zona dedicata alle fotografie, e qui abbiamo i bagni di sole. Gli abitanti però voi avete l'intenzione di fare una vera e propria spiaggia, anche perché ho capito che il clima, le acque hanno dei benefici sulla salute umana. Sì, è comprovato già allora come questa sabbia finissima e quel mix di una giusta vegetazione e di un clima unite all'acqua del fiume Brenta è proprio ideale per i problemi respiratori. Fuori dal museo, a 2 passi i bagni di sole, Villa Breda, cosa si fa? Qui abbiamo la pista ciclabile che ci porta a piedi o in bicicletta nei bagni di sole, questa località naturalistica dove fare un bel picnic, o nel parco di Villa Breda, oppure tramite questa grande pista ciclabile raggiungiamo tutte le bellezze della nostra Padova. Sai cosa ti dico, Sindaco? Che stasera ormai all'imbrunire non facciamo a tempo prendere le biciclette e andare, però possiamo darci qui l'appuntamento domani, cosa dici? Preparo le biciclette. Allora l'appuntamento è dato, alla prossima puntata. A presto. Ciao!